Il Consiglio Comunale di Favara, riunito a carattere d'urgenza, ha approvato in seconda convocazione e all'unanimità dei presenti, il numero è variato dai 15 agli 11, le variazioni di bilancio per i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Progetti per un ammontare di circa 3 milioni e mezzo di euro per investimenti nel campo digitale e progetti di riqualificazione di scuole, asili nido e la realizzazione di un CCR, il Centro Comunale per la raccolta dei rifiuti. Consiglio Comunale tenutosi alla presenza del prefetto di Agrigento Filippo Romano in visita istituzionale ufficiale al Comune di Favara, uno spettatore importante che forse è stato determinante, potremmo definire e parlare di effetto prefetto per il risultato finale con l'approvazione di tutti i punti all'ordine del giorno. Come si ricorderà e come da noi è evidenziato nei nostri servizi, per diverse sedute il Consiglio Comunale non si è potuto riunire e quindi trattare gli stessi argomenti approvati oggi per mancanza del numero legale a causa della non presenza in aula o dall'abbandono della stessa dopo l'appello da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione, in disaccordo e anche in netto contrasto con il sindaco Antonio Palumbo e la sua amministrazione comunale. I consiglieri comunali hanno approfittato della presenza del prefetto per chiedere il suo qualificato intervento e appoggio su alcune importanti questioni che interessano la città di Favara. Al prefetto sono state anche evidenziate le difficoltà politiche e lo scontro in atto con i contrasti tra amministrazione comunale e consiglieri di opposizione che hanno portato anche alla votazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Schembri. I consiglieri comunali, per conto loro, ovviamente hanno voluto presentare delle problematiche legate al nostro comune, vedi l'esoso costo della Tari, che potrebbe creare problemi anche di ordine pubblico legati poi ai mancati pagamenti giustamente ai netturbini, diversi altri problemi, ad esempio adesso stiamo parlando di dimensionamento scolastico, hanno chiesto al prefetto anche di intervenire in merito, nonché purtroppo la situazione finanziaria dell'ente alla quale consegue la mancata stabilizzazione del personale precario. Di contro forse c'è stato anche l'effetto prefetto, ovvero che il Consiglio Comunale ha esitato positivamente gli importanti punti inseriti all'ordine del giorno. Io penso che sarebbe avvenuto comunque, che era già nell'idea dei consiglieri comunali presenti, a prescindere dalla graditissima presenza del signor prefetto. Io ho presentato al prefetto, illustrato la situazione politica che sta vivendo questo Consiglio Comunale, questa amministrazione comunale, dove ovviamente non si sta vivendo un clima facile per le diverse posizioni che hanno una parte di opposizione fatta dal centrodestra, perché è l'amministrazione comunale. Io ho illustrato che avevamo fatto una mozione di sfiducia a un assessore per il quale il sindaco aveva considerato una cosa poco seria, ho illustrato anche al prefetto che il sindaco su alcuni post accusa in toto il Consiglio Comunale di parlare dando delle colpe che il Consiglio Comunale non ha, dicendo anche delle affermazioni a volte anche pesanti, nel senso che ha tolto delle incrostazioni, che ci sono dei sistemi, che ci sono delle persone che hanno chiesto qualcosa. Io ho detto pubblicamente di fare il nome e cognomi davanti al prefetto, perché se lui è a conoscenza di queste situazioni le deve denunciare ovviamente in questura, ma ne può parlare anche con il prefetto, perché se no, se diciamo che c'è chi ma non diciamo mai il nome, con una mano lanciamo una pietra e con l'altra ci nascondiamo, non risolviamo il problema. Sicuramente un sindaco non esce di casa con le intenzioni di avere uno scontro continuo. A me piacerebbe lavorare in serenità in collaborazione con i consiglieri comunali. Molti in quest'Aula l'hanno capito, hanno iniziato nelle differenze che ci sono di ruoli e di estrazione politica e di progetti politici, però abbiamo iniziato a collaborare bene, qualcuno non si arrende. Quello che dico sempre io è ci sono spesso anche in consiglio comunale, ma a mezzo stampa, attacchi fuori luogo pesanti che mettono in dubbio la nostra serietà e il nostro modo di lavorare.
ci difendiamo nella dialettica politica rispondendo come riteniamo e soprattutto mantenendo fede all'impegno che mi ero preso in campagna elettorale di dire sempre le cose come stavano. Ho ribadito in aula che se qualche consigliere comunale si ritiene offeso dalle parole che io pronuncio o ritiene che ci siano i margini, può sempre denunciarmi per diffamazione e poi eventualmente in tribunale vedremo di che cosa si tratta, ma io là non ci voglio arrivare. Vorrei che i consigli comunali fossero tutti come stasera, sereni, quando soprattutto si votano cose per il bene della collettività. Lo ha ribadito anche il prefetto: dialettica politica, scontro politico, ma poi tutti insieme per il bene della città. Guarda, io da 30 anni faccio politica e non so quante volte ho rotto le scatole a chiunque e riesco a mantenere un rapporto civile ancora oggi con qualsiasi esponente politico con cui ho avuto uno scontro. Io in questo momento rappresento la città e cerco di difenderla e tutelarla nel miglior modo possibile. Se si ha l'intelligenza politica di capire questo, si può arrivare dappertutto dialogando e cercando un confronto sereno. Se questo non si capisce, ahimè, non è mia responsabilità.